Al via la quinta corsa, una categoria G, sono in 10 al via sul miglio. Lo schieramento: 1 Afrodite B, 2 Vento Adri, 3 Ombromanto OM, 4 Sharif Deirum, 5 Asperula RL, 6 Vinsanto, seconda linea, 7 Refosco Lag, 8 Sognatore Adri, 9 Amaviva Bella, 10 Zar degli Ulivi. C'è un cavallo che è rimasto attardato, forse Zar degli Ulivi proprio. Vediamo intanto le fasi di lancio. Con la velocità iniziale di Sharif Deirum che va al comando, sbaglia invece Asperula RL. In seconda posizione Vento Adri, precede Afrodite B, al largo vediamo Ombromanto OM, poi percorsi esterni anche Sognatore Adri. Intanto se ne sono dati i primi 200 in 15,5 e Ombromanto avvicina Sharif Deirum al completamento di 400, mentre in terza ruota Amaviva Bella cerca di prodigarsi, infilata all'interno però da Sognatore Adri, mentre in seconda posizione c'è Vento Adri, seguito da Afrodite B. 39 per i 400 e 600 metri iniziali, completati in 48. Davanti alle tribune Sharif Deirum in vantaggio, Ombromanto M percorsi esterni, seguito da Sognatore Adri che ha in schiena Vinsanto, poi rimessa Asperula RL, mentre alla corda vanno Vento Adri, Afrodite B, Refosco Lag. Se n'è andato un primo mezzo miglio e ora il chilometro, coperto nell'ordine dell'1,19. La mossa in terza ruota ora di Vinsanto, lo scatto di Vinsanto che è seguito da Asperula RL a 500 dalla conclusione. Vinsanto va a movimentare le acque. Vento Adri in seconda posizione lungo la corda, 400 alla conclusione. Numero 8, Avanza Sognatore anche Adri, squalificato. Asperula RL, intanto l'errore di Vinsanto a 300 dalla conclusione. Numero Prende vantaggio 6, Sharif Deirum, Vinsanto, si distacca in avanti Sharif Deirum mentre avanza Afrodite B a centropista. Sharif Deirum intanto ha fatto bene i propri conti e nel finale viene a concludere isolato. La lotta per il secondo posto vede emergere ancora Asperula RL che controlla Afrodite B. Dopo l'errore iniziale Asperula RL corre molto bene alla prima uscita per Lorenzo Baldi. La vittoria invece per Sharif Deirum e Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata, il training di Sabina Breccia. Il successo netto in percorso di testa per Sharif Deirum che rientra così con una vittoria. Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata in sediolo. Numero 4 al primo posto, al secondo il numero 5 di Asperula RL, al terzo il numero 1 Afrodite B.